Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il coraggio di nonno Carmelo, a 88 anni, evita la truffa del falso incidente e fa arrestare i malviventi. Ho preso tempo e ha chiamato il 112, ci racconta. In tenda per dire basta alla carenza d'acqua, da Agrigento continua il presidio di cittadini esasperati. Cimitero di Catania al buio e senza acqua, alcuni settori sono senza luce da anni per i continui furti di cavi elettrici. Abbandono abusivo, ecco la dicitura che da oggi compare sui sacchetti con rifiuti non conformi al calendario della differenziata. A Palermo il presidente della RAP va a controllare di persona. Il giorno di Santa Rosalia, folla di fedeli nell'acchianata notturna a Monte Pellegrino per dire grazie alla patrona di Palermo o chiedere una grazia. Messina abbraccia Gerardina Trovato. Dopo gli appelli sui social, la cantautrice è stata accolta da oltre 1500 spettatori. Calcio, il Catania si prepara alla trasferta di sabato prossimo a Biella contro la Juventus Next Gen. Intanto il sindaco trentino ipotizza una penalizzazione in arrivo per il caso Fideiussioni. Il Trapani è ancora in cerca dell'allenatore. Vi riferiamo spesso di truffe di cui sono vittime gli anziani e consigli per proteggersi. Oggi però l'esempio ce lo ha dato nonno Carmelo, un signore di ben 88 anni che non solo non è caduto nel tranello, ma ha fatto anche arrestare i malviventi. Lo ha incontrato Francesco Aloi. Astuzia e coraggio sono due virtù che nonno Carmelo ha da vendere. È stato lui a fare arrestare due truffatori in trasferta, arrivati a Siracusa dalla Campania. Pensate, a 88 anni. È un nonno coraggio? Non è coraggio, è pazienza, calma. Tutto è accaduto qualche giorno fa. Squilla il telefono e dall'altra parte c'è un carabiniere finto che chiede 9.000 euro, somma che sarebbe servita come risarcimento per un incidente stradale provocato dal figlio che vive nel nord Italia. Ma qualcosa non convince l'anziano. Ho dato il telefono a mia moglie che praticamente mi diceva chiudi e io invece ho insistito. Ho fatto il numero, mi sono staccato di 5 metri e ho fatto il 112. Così nel frattempo rimane in contatto sia con il truffatore che con la polizia arrivata sul posto. Quando al campanello di casa suona la complice dicendo di essere un avvocato, però trova i poliziotti. Così al posto dei 9.000 euro arrivano le manette. La grande fiducia, oltre che collaborazione, ha consentito che immediatamente la sala operativa della questura predisponesse un servizio in casa della persona anziana. Oggi il nonno ci racconta quanto ha vissuto, perché vuole che come lui anche altre vittime potenziali non cadano nella trappola. Chiamate subito la polizia, vabbè, non perdete la calma. E complimenti a nonno Carmelo. A Santa Maria di Licodia nel Catanese un uomo ha malmenato e segregato in camera da letto la compagna. La donna è riuscita ad allertare un'amica che vive in Lombardia che a sua volta ha avvisato i carabinieri. La vittima è stata trovata a letto con i segni di percosse e morsi sul corpo. L'uomo è stato arrestato. Secondo giorno di protesta ad Agrigento dinanzi al comune dove cittadini e associazioni si sono accampati per protestare a oltranza contro la mancanza d'acqua. Davide Sardo. Ha trascorso la prima notte in tenda il dirigente agrigentino del Codacons, Giuseppe Di Rosa, in sit-in permanente dinanzi al comune di Agrigento per testimoniare ad oltranza attenzione e rivendicare rimedi contro la perdurante e grave carenza idrica nella città che tra meno di 4 mesi sarà capitale italiana della cultura. Di Rosa non intende demordere fino a quando non saranno approntate delle soluzioni concrete ed efficaci. Vogliamo i dissalatori, vogliamo l'acqua a casa. Non ci muoveremo da qua, saremo in H24 qua, ci muoveremo solo per problemi igienici, ma non ci muoveremo. La notte pernotteremo qua, ci saranno le tende. Al sit-in, soprattutto al mattino, partecipano rappresentanti dei comitati civici, cittadini avviliti e indignati per la mancanza d'acqua. Io ho problemi grossissimi perché a me non mi arriva nemmeno l'acqua in via delle Ortensie.
e ogni volta devo chiedere l'autobotte prima me la mandavano ogni 15 giorni, ora dopo un mese e mezzo, ed è vergognoso perché io non so dove andare a approvvigionarmi per l'acqua. Io chiedo al sindaco di protestare alla regione per avere dissalatori subito, non c'è tempo da perdere, nessuno vuole restare senza acqua. Noi con la protesta non finiremo fino a quando il problema non sarà risolto. Nel frattempo il sindaco di Agrigento Franco Micichè ha incontrato il capo della protezione civile siciliana Salvo Cocina e sarebbe stato deciso il condizionale e d'obbligo di riattivare entro l'anno il dissalatore di Porto Empedocle. Un fiume di fango ha invaso ieri mattina a Mazzeo, una frazione di Taormina. Sembrava una scena simile a quella dell'ottobre scorso, quando una bomba d'acqua era piombata sul centro abitato. In realtà questa volta il guaio si è verificato in seguito agli interventi sulla condotta Fiume Freddo. Durante le operazioni di scarico dell'acqua, un vero e proprio torrente di fango che avete appena visto si è riversato partendo dalla collina, percorrendo sotto l'autostrada e scorrendo fino a Mazzeo, dove è invaso anche il lungomare. L'AMAM si è scusata con gli abitanti per l'inconveniente. E torniamo a Catania, dove il cimitero è al buio. Alcune zone sempre del cimitero sono senza acqua. Il comune annuncia interventi per riportare la luce. Sentiamo Tonino De Mana. Non c'è pace per i morti e neanche luce votiva. Nefaste conseguenze al cimitero di Catania per i continui furti di cavi ed apparecchiature elettriche che hanno lasciato al buio intere zone. Il settore delle colombaie, che vedete in queste immagini, è senza luce da 2 anni, anni in cui i cittadini pagano il canone e senza ricevere il servizio. Annuncia massicci interventi e prende atto della situazione l'assessore alle manutenzioni con delega al cimitero Giovanni Petralia. Purtroppo l'impianto presenta grossi danni a causa di atti di inciviltà, manomissioni da parte di gente incivile. Il danno è serio. Intanto molte persone pagano il canone della luce votiva, però non hanno il servizio. Sarò io personalmente a chiedere alla Multiservizi di sospendere quelli che sono i pagamenti di quelle persone che stanno continuando a pagare il canone, nonostante in questo periodo il servizio di luci votive non sta funzionando a causa di queste manomissioni. Per riportare la luce serviranno grossi investimenti, prima però sarà opportuno garantire i controlli. Serve una vigilanza continua ed è questo che chiederemo espressamente alla Polizia Locale. Sono tante le lamentele di cittadini esasperati che si rivolgono anche al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 per segnalare anche la mancanza d'acqua. Già ieri sono stati effettuati degli scavi in collaborazione anche con la Catania Multiservizi. Un primo problema in una prima parte è stato risolto, ma i lavori continueranno almeno per circa un mese. Una ditta specializzata attraverso il georadar sta individuando le perdite. In questo caso gli scavi riguardano un intervento appena concluso in prossimità dell'ingresso centrale del Camposanto. Da oggi la RAP, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Palermo, lancia una campagna contro chi non rispetta la differenziata. Il presidente è voluto andare di persona a controllare il contenuto dei sacchetti. Maglio Viola. Abbandono abusivo è l'adesivo che i palermitani incivili troveranno da oggi nella loro spazzatura, che non sarà raccolta se non rispetta la differenziata. La campagna di sensibilizzazione da parte di RAP è stata lanciata oggi dal presidente Giuseppe Todaro, che insieme a vigili urbani e operatori ecologici ha fatto un giro per il centro di Palermo, il cosiddetto salotto buono, dove la differenziata è in atto ormai da anni. Aprendo però i sacchetti a campione ne sono stati trovati ben 33 che non rispettano la raccolta differenziata. Plastica, vetro e organico, tutto insieme. Io credo che principalmente ci deve essere una volontà di ognuno di noi a fare la nostra parte, perché si addita la RAP, ha sicuramente 1000 problemi, noi ci stiamo lavorando, stiamo cercando di migliorare i nostri servizi, però vi posso assicurare che in questa zona, faccio l'esempio, dove facciamo la differenziata è in linea, in regola, non ci sono ritardi, quindi se le frazioni non sono adeguate non si può addebitare alla RAP. L'azienda palermitana per l'igiene ambientale e urbana ha molti problemi da risolvere, ma è vero anche che il palermitano non collabora, ignora la raccolta differenziata e crea danni seri. Attualmente si procederà a non raccogliere la spazzatura conferita in modo irregolare e segnalare l'errore, ma in seguito scatteranno le contravvenzioni da parte dei vigili urbani. Noi abbiamo i mezzi che escono oggi per raccogliere la frazione organica.
Allora arriva l'operatore qua, apre questa cosa e nel suo camion ha l'organico. Non la posso mettere? In teoria perché mischia le frazioni. L'organico va per fare il compost. Se nel compost c'è la plastica, il compost che sarebbe la trasformazione, per chi non lo sappia, dell'organico in poi concime, per capirci, o terra, chiaramente se la frazione è totalmente contaminata non potrà esserci mai compost, perché la plastica non può diventare compost. La strada per tenere Palermo pulita è ancora lunga per troppi motivi. Restiamo a Palermo, dalla Movida alle periferie cresce l'allarme di associazioni e chiese che parlano di una città che diventa sempre più un Far West. Marco Gullà. Dai presidi fissi di polizia a maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine passano i mesi, ma l'allarme violenza a Palermo, in particolare nelle ore notturne, permane. Una spia fissa che nessuno riesce a cancellare, ma l'allarme violenza si riflette molto sulle periferie che, secondo diverse associazioni del capoluogo, sono sempre più abbandonate. Penso che sia arrivato il momento di farsi delle domande tutti insieme. Dov'è la società civile? Dove sono le agenzie educative? Le famiglie, le reti familiari che spesse volte sono assenti e quindi questi ragazzi crescono in un contesto di abbandono totale. Allora io penso che dobbiamo sederci tutti intorno a un tavolo e fare quadrato, perché la soluzione va cercata tutta insieme. Non c'è qualcuno che deve fare qualche cosa e qualche altro che deve attendere. Violenze, furti, rapine, risse. Nella Palermo da Far West ad essere protagonisti in negativo sono sempre i giovani. Cosa si può fare? Dobbiamo ritornare a sposare la periferia. Dobbiamo avere il coraggio di ascoltare i giovani, dando nuove iniziative, ad esempio dei centri aggregativi con persone specializzate, mettendo in movimento tutti i giovani che fanno il servizio civile, che vanno nei quartieri a operare gratuitamente e per il bene dei nostri giovani. E poi la situazione del centro storico, sempre più territorio di bande che si sfidano per lo spaccio della droga, residenti che chiedono aiuto e soprattutto un presidio fisso che faccia da deterrente. E oggi a Palermo è il giorno di Santa Rosalia, folla di fedeli nella chianata notturna a Monte Pellegrino per dire grazie alla patrona o per chiedere una grazia. E c'è anche chi è arrivato da Catania. Ci sono giovani e meno giovani, le confraternite e tanti palermitani venuti per rendere onore alla patrona. Oggi è il giorno di Santa Rosalia, la tradizione mista alla devozione vuole che si salga a piedi verso la Santuzza, patrona di Palermo. Durante la notte tanti fedeli, ma non solo, raggiungono a piedi dalle falde del Monte Pellegrino fino alla cima il santuario dedicato alla Santa, quest'anno nel 4° centenario del rinvenimento delle spoglie mortali. L'aspettavo da tanti anni perché c'è stato il Covid e quindi non abbiamo potuto fare più questa chianata, ecco. E quindi ora finalmente siamo liberi. Ringraziamo Rosalia che ci ha guardati da lassù. Noi veniamo da Catania, è la prima volta che facciamo appunto il pellegrinaggio a Santa Rosalia e quindi siamo molto contenti comunque di stringerci alla comunità palermitana anche in questa occasione, perché siamo stati anche a luglio. Sì, più che altro per una richiesta di grazia. Sicuramente un esempio di grande spiritualità, anche perché noi siamo andati a visitare la grotta in cui lei abitava. È veramente incredibile come una donna da sola, quindi una donna indipendente, è riuscita a vivere per così tanto tempo da sola. Il pellegrinaggio prevede anche la sosta e la partecipazione alle cerimonie religiose. Infatti la chianata celebra l'ascesa al cielo di Santa Rosalia, ma per i palermitani è anche un momento di festa. Lei ci fa salire in alto su quel monte perché noi dobbiamo ridiscendere con la sua stessa capacità di far nostre le ferite di ognuno, di ogni uomo, di ogni donna, le ferite di questa nostra città. E torniamo ad occuparci dei guasti alla raffineria di Priolo, su cui la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. La CGIL chiede una svolta ecologica. Emanuela Corsi. Disastro ambientale. È su questa ipotesi che la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo a seguito della pioggia di catrame del 26 agosto scorso fuoriuscita dagli impianti ISAB Sud di Priolo Gargallo. E mentre la Regione siciliana ha già chiesto una relazione all'ARPA, 2 giorni fa un nuovo incidente. Un disservizio elettrico ha causato l'arresto dell'unità 100 Topping, che ha dato vita a fenomeni di sfiaccolamento. La fiamma sulla torcia e la nube nera erano visibili anche a chilometri di distanza. 2 episodi
in pochi giorni nell'impianto posto sotto sequestro dalla Procura già dal 26 agosto scorso per evitare manomissioni dei macchinari e che accresce la preoccupazione dei residenti dell'area perché nonostante la gravità dei fenomeni la produzione continua, così come è avvenuto in passato. E mentre l'azienda ha derubricato gli incidenti come un guasto transitorio anomalo avvenuto durante il ciclo di lavorazione, i sindacati chiedono a tutti i livelli istituzionali di fare uno sforzo e di imboccare la strada della transizione energetica ed ecologica del polo industriale. Ci troviamo di fronte, dice la CGIL di Siracusa, ad uno dei poli industriali europei più grandi e articolati d'Europa, per il quale la riduzione di CO2 risulta tanto più complessa quanto assolutamente necessaria nel quadro generale della lotta al collasso climatico. Se la sostenibilità si misura anche sotto il profilo sociale e occupazionale, qui sono in gioco oltre 15.000 posti di lavoro. La politica, l'autorità giudiziaria e il sistema delle imprese del territorio ritrovino il terreno comune del dialogo, del confronto e del bilanciamento degli interessi collettivi in gioco. Da un lato c'è quindi l'esigenza di salvaguardare la produzione e quindi l'indotto economico e occupazionale, dall'altro quella di tutelare l'ambiente e la salute pubblica. Lascia il cane nel bagagliaio dell'auto per tutta la traversata sul traghetto da Milazzo a Vulcano. All'arrivo sull'isola però il proprietario ha trovato i carabinieri allertati da una telefonata al 112. L'uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie, parleremo anche del concerto di Gerardina Trovato. Stamattina nel foyer del Teatro Massimo Bellini di Catania, conferenza stampa di presentazione e lancio delle nuove stagioni, quella di opere e balletti del prossimo anno e dei concerti. Hanno partecipato il sindaco Trentino, il sovrintendente Cultrera di Montesano e il direttore artistico Carminati. Un cartellone il cui grande repertorio si fonde con novità assolute, animato da stelle di prima grandezza del panorama musicale e della danza. Ieri sera Gerardina Trovato a Messina, al Giardino Corallo, ha regalato grandi emozioni e ha ricevuto l'abbraccio del pubblico alla cantautrice catanese. Sentiamo Francesco Triolo. Dal palco l'hanno definita la serata del cuore, è stata la notte di Gerardina Trovato, la cantautrice catanese che a Messina al Giardino Corallo è stata accolta da oltre 1500 spettatori che hanno risposto presente all'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale. La sua musica ha emozionato non solo per gli appelli social delle ultime settimane che hanno riportato in auge la cantautrice, 3 volte a Sanremo negli anni 90 e poi dimenticata allo showbiz. Oltre un'ora sul palco per Gerardina e una decina di successi, tra cui Piccoli già grandi, Ma non ho più la mia età e Gechi e vampiri, un'emozione palpabile anche durante l'abbraccio e la foto che l'ha trovata chiesta all'assessore agli eventi Massimo Finocchiaro, che tanto ha voluto questa manifestazione. Una serata tutta siciliana con la Trovato sul palco del Corallo, anche la comicità di Denny Napoli, Loredana Scalia e Carlo Canebba. Pochi giorni al suono della campanella per il ritorno a scuola in Sicilia, le novità per gli istituti tecnici, per studenti e famiglie, le associazioni provvisorie e l'edilizia scolastica a Catania. Si parlerà di tutto questo nella puntata odierna di Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, Giuseppe Pierro, direttore dell'ufficio scolastico regionale, Maria Catena Trovato, dirigente dell'Istituto Tecnico Marconi di Catania, e Andrea Guzzardi, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Catania. L'appuntamento è come sempre dopo il TG alle 14:30 e in streaming sulla siciliaweb.it. I vostri messaggi al numero 342 745 5005. Adesso una pausa per la pubblicità, poi torniamo con la pagina sportiva e con il rinnovato entusiasmo del Catania. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva. Il Catania si prepara ad affrontare la trasferta di sabato prossimo a Biella contro la Juventus Next Gen. Intanto il sindaco di Catania Trentino ipotizza una penalizzazione per il caso Fide Jussioni. Angelo Gagliano.
L'ombra di un deferimento e di una possibile penalizzazione si allunga sul Catania. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a raffreddare gli entusiasmi di una piazza rinfrancata dalla vittoria contro il Benevento. Pelligra, ha sottolineato Trantino, ha confermato l'impegno a sostegno della squadra catanese. Lo stesso primo cittadino ha però avanzato l'ipotesi di una penalizzazione per effetto di quello che è accaduto al momento del rilascio della fideiussione. Venendo al campo, la vittoria ottenuta contro il Benevento, come detto, ha riacceso gli entusiasmi tra i tifosi. È vero, i rossazzurri hanno sofferto soprattutto nel secondo tempo, ma in linea generale hanno mostrato un atteggiamento propositivo e la vittoria rende più facile il cammino, considerato anche quello che contro i campani poteva essere il primo vero scontro al vertice di campionato. Toscano ha dovuto fare anche di necessità virtù, come la scelta a sorpresa di Lunetta centravanti, non avendo ulteriori alternative, ma alla fine il risultato lo ha premiato e i 18.000 del Massimino hanno anche compreso che sulla panchina rossazzurra siede un allenatore preparato che non ha sbagliato i cambi, da Stoppa a De Rose, da Inglese a Acquaini. L'entusiasmo c'è, il Catania ha deciso quindi di riaprire la campagna abbonamenti che aveva chiuso a 12.273 tessere. Sul fronte squadra, di fronte c'è la trasferta in casa della Juventus Next Gen. Sarà Biella e non lo Stadium il teatro della sfida, ma il fascino c'è sempre. Toscano conta di recuperare Popovic e Montalto, ma anche Verna. Si vedrà nel corso di questi giorni con la truppa rossazzurra che si allenerà di mattina sino a venerdì prima della partenza per il Piemonte. L'obiettivo è quello di avere tutti a disposizione, perché settembre è un mese intenso di impegni e di avere tutti pronti a giocare diventa quasi indispensabile. A Trapani, saltata la trattativa con Massimo Oddo, la panchina è affidata momentaneamente al tecnico della Primavera, Franco Camarasana. Pausa di riflessione in casa Trapani dopo che ieri è saltato l'accordo con Massimo Oddo, che doveva prendere il posto di Alfio Torrisi sulla panchina della squadra granata. Andate a vuoto altri contatti che aveva avuto con diversi tecnici, tra i quali Tesser e Castori, il presidente Valerio Antonini ha deciso di concedersi una pausa di riflessione e decidere con più calma la scelta da operare, rinviando a lunedì la nomina del nuovo allenatore. Per la partita di sabato sera a Crotone, pertanto, la panchina andrà all'allenatore della formazione Primavera, Salvatore Aronica. Il tecnico palermitano, 46 anni, già da lunedì ha diretto gli allenamenti dei Granata. Pertanto farà il suo esordio sulla panchina del Trapani proprio a Crotone, squadra nella quale ha militato come giocatore dal 1998 al 2002, contribuendo alla prima promozione in B della squadra calabrese nel 2002. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al focus dedicato ai temi che riguardano l'imminente avvio dell'anno scolastico. Grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.